Ben ritrovati a Me Sede che si tacche, la trasmissione fatta in cucina dove parliamo di cucina friulana. L'ospite che arriva oggi mi mette un po' in agitazione solo l'idea perché è stata una delle prime influencer friulane. Lei arriva da Trieste, è una donna che è molto conosciuta in regione. Per lei sto preparando una crema con formaggi e sottaceti che fa parte dell'aperitivo triestino. Parlando di aperitivo triestino dovremmo dire Rebechin. La ricetta di oggi si chiama Liptauer, ci vediamo fra poco. Per preparare la ricetta di oggi ci servono un sacco di ingredienti e sono del gorgonzola dolce, mascarpone, ricotta di pecora, 3 cucchiai di latte, un cucchiaino di capperi, 3 acciughe, 3 cipolline in agrodolce, un cetriolino, un cucchiaino di senape, la paprika che andrà messa sopra e i crostini di pane. Molto semplicemente ci servono un tagliere, un coltello, una ciotola e una forchetta. Cominciamo subito. Cominciamo amalgamando i formaggi nella ciotola. Ricotta di pecora perché, come ho anticipato, il piatto si chiama Liptauer, viene dalla città di Liptau. Non vi voglio anticipare molto perché la donna, l'ospite che arriverà tra poco, lo conosce molto bene e vorrei che ce lo raccontasse lei. Quindi ho messo il gorgonzola, la ricotta e il mascarpone, il latte, un pizzico di sale e amalgamiamo con la forchetta. Sempre che se preferite potete mettere tutto nel frullatore. Una volta che la spuma di formaggi è amalgamata in questo modo, ci dedichiamo agli altri ingredienti. Li mettiamo tutti su un tagliere e li tagliuzziamo finemente. Quindi diamo una prima tagliata alle cipolline, il cetriolino, tritiamo tutto molto finemente fino ad ottenere un composto omogeneo. Una volta che abbiamo ottenuto questo tipo di consistenza, andremo a mescolarlo ai formaggi. Si può fare con una mezzaluna, con il coltello, con il frullatore, come volete. Se cercate su Google troverete un sacco di ricette del Liptauer, anche semplicemente con del formaggio spalmabile mescolato con erba cipollina. Io l'ho voluto fare un po' ricco, una vecchissima ricetta che ho trovato in una biblioteca, proprio per dare a questa signora che arriva un Liptauer bello carico. Alla fine lo aggiustiamo con la senape, ce ne vorrà più o meno un cucchiaino. Così. Una volta ben amalgamato lo mettiamo a raffreddare. Ho appena ricevuto un messaggio dall'ospite che sta per arrivare. Noi siamo pronti con il Liptauer che le ho preparato. Ho pensato di proporle una ribolla gialla spumantizzata. Adesso ribolla gialla spumantizzata, proprio! Cioè mi fai una ricetta made in Trieste, meglio, made nell'impero austro-ungarico, e non la si può mettere con una ribolla gialla spumantizzata che amo tantissimo, ci sta anche bene la bolla perché sgrassa. Però io mi sono permessa di portarti, non faccio vedere l'etichetta perché non si fa pubblicità, una malvasia di un piccolo Quindi hai il produttore. bambinello lì con te? Sì, un piccolo bambinello che secondo me sta proprio bene più che altro per una tipicità di sapori.
Perfetto, quindi diamo onore a tutto il Friuli nord, sud, est, ovest con la ribolla gialla, con una malvasia istriana? No, non si può Carsolina. dire. Carsolina, tagliamo. No, qua bisogna fare attenzione, ci sono conflitti di 5 km in 5 km. Di territorio. Perfetto, pronta? Prontissima. Ci vediamo tra poco con l'intervista e l'assaggio. Per preparare il Lip Tower avremo bisogno di 100 g di ricotta di pecora, 50 g di mascarpone, 100 g di gorgonzola dolce, un cucchiaio di senape, 3 cucchiai di latte, un cucchiaino di capperi, 3 cipolline sott'aceto, 3 acciughe sott'olio, un cetriolino, sale e paprika affumicata. Come abbiamo capito è con noi Chiara da Trieste, Miss Claire, un'influencer friulana da 200.000 contatti al mese sul web e non vedo l'ora che ci racconti qualcosina di te. Abbiamo deciso per un vino bianco, che non sveleremo mai neanche sotto tortura quale vino abbiamo scelto, con questo Lip Tower. E Miss Claire, grazie per essere qui con noi. Grazie infinite per l'invito, Tiziana. Io incomincio subito a cannone. Vai subito a cannone. Allora, sì. Il bicchiere di vino era perché eravamo indecise se fare appunto una cosa made in Friuli oppure un vino fatto a Trieste, perché io ovviamente mi hai fatto il Lip Tower, ti ho portato un vino fatto a Trieste. E in più volevo subito fare una correzione, perché sennò poi i giuliani mi si arrabbiano, perché io sono triestina e mi hai detto una friulana. Allora io mi sento un po' d'adozione friulana, infatti poi per me... Poi l'ho soprannominata Friuli, l'ho soprannominato la Friulandia, perché per me è un parco giochi. Friulandia, occhio, che è un marchio registrato di Chiara, quindi non scherziamoci troppo, lei è veramente Friuli Venezia Giulia tutto tondo. È un marchio registrato, si fa per ridere, perché l'ho incominciato a chiamare Friulandia perché sono di Trieste e c'è questo atavico pensiero che i triestini non vadano d'accordo con i friulani. Secondo me non è assolutamente vero. È vero che noi triestini ci piace godere della vita, forse di più rispetto ai friulani, questi stereotipi ci sono. Però grazie a Dio che ci sono i friulani che lavorano, perché danno la possibilità a me anche di lavorare, perché se dovessi lavorare solo con i triestini, oibò, sarei a caccia di cinghiali, dico sempre in Carso, e probabilmente a pesca di calamari nel Golfo di Trieste. Ma grazie a Dio c'è la Friulandia, che Dio la benedica, va bene, però rimango una giuliana. Certo, ecco. Sicuramente, è sempre apprezzabile questo amore per le proprie radici. Io ti ho voluta qui con noi a Telefriuli perché ancora oggi nel 2022 il tuo nome è Miss Claire 2012, quindi hai 10 anni di esperienza come influencer e mi piacerebbe che ci raccontassi l'impegno, la dedizione e l'amore che ci vuole per fare questa professione, perché è proprio una professione. Ti va di raccontarci? Sì, è una professione molto articolata, nel senso che magari molti giustamente vedono quello che l'influencer vuol far vedere, che solitamente è una vita in vacanza, più o meno. E non ti nego il fatto che anche mia mamma all'inizio, non c'erano ancora le stories, quando avevo incominciato, mi dice: ma non riesco a capire il tuo lavoro, cioè tu vai in giro, cosa fai? Sei in vacanza, bevi, mangi, ma poi in definitiva chi ti paga? Cioè, come ti mantieni? No? In realtà ci sono dei contratti. Ci sono dei contratti, io lavoro sia con ovviamente con i privati, cioè con hotel, ristoranti, perché mi occupo di portare alla luce quella che sono, diciamo, 3 macro categorie. L'ospitalità e il viaggio, per cui con gli hotel e quello che si possono fare di esperienze, la ristorazione, perché mi piace molto l'enogastronomia, che poi vengo un po' da quell'ambiente lì prima di incominciare a fare Lavoravi nell'ambiente del caffè prima? Sì. E poi l'artigianato, tutto quello che è fatto a mano, per cui cerco di portare alla luce quelle che sono delle piccole realtà del territorio, non solo del Friuli Venezia Giulia, ma di tutta la Mitteleuropa. Infatti il claim mio è Mitteleuropa Enthusiast, perché sono un entusiasta della vita e sono un entusiasta delle cose belle, cercando appunto di andare a portare e a far conoscere alle persone che mi seguono quelle che sono delle piccole realtà che spesso e volentieri magari non hanno la possibilità di emergere attraverso dei canali grossi di comunicazione, perché effettivamente ha il suo costo,
E allora io magari nel mio piccolo ho cercato di fare un focus proprio su queste realtà qui, con delle grandissime soddisfazioni, dei case history, cioè delle piccole realtà, delle situazioni di successo che mi sono successe, un gioco di parole. E porto alla luce, per esempio, non so, un anno fa mi chiamò una piccola artigiana dicendo che avrebbe chiuso perché comunque non lavorava bene. Ho detto no, fermati, non dirò chi Certo. per questione di correttezza, ho detto no, fermati assolutamente, perché credo in te, credo che quello che stai facendo è una cosa meravigliosa, per cui non voglio niente ma voglio aiutarti. E così ho cercato di promuoverla, di creare una sinergia, una collaborazione con questa persona. Siamo arrivati dopo 12 mesi che dice non ho mani per lavorare, per cui Bene. insomma per me questa è la ricchezza del lavoro che faccio, e per cui cercare appunto di supportare quelle che sono delle piccole realtà. Sin da subito non volevo lavorare con i grandi brand, perché ho sempre pensato che non hanno bisogno di me, e io non ho bisogno di loro, no? E ovviamente se io parlassi di grandi realtà lo fanno tutti, no? Certo che magari a livello di business plan, cioè di soldi ricevuti, sarebbero più interessanti la fatturazione lavorando con i grandi marchi. Però per me nella vita non è importante quello che guadagni, ma quello che poi riesci a fare, quello che riesci a portare alla luce, è il rapporto umano, è tenere quelle che sono poi le proprie appunto radici, come si parlava prima, con la cultura, le tradizioni, cercarle appunto di portarle e accompagnarle per mano. Io lo faccio per quello che posso con la comunicazione, parlando a chi ha piacere di seguirmi di quello che il mio occhio vede e che mi piace e che ho piacere di presentare. Bello, è bella questa cosa, come l'hai spiegata veramente bene, sono contenta, grazie, perché io volevo proprio, cerco di riassumere, i grandi brand hanno possibilità di aderire ai canali di comunicazione tradizionali, Certo. un po' impegnativi a livello economico. Invece con te anche i piccoli brand, le piccole attività locali possono trovare luce sui tuoi social, che come dicevo, sì, 200.000 sul web, ma 18.000 su Mhm. Instagram e 75.000 follower su Facebook, ma diciamo che in questo momento quello che mi preme più di tutto è non parlare solo di numeri, perché i numeri tante volte sono fine a se stessi, perché sappiamo che ci sono dei bug, che puoi comprare i follower, che puoi avere dei numeri caricati e pompati, che Sporchi, però, diciamo così. esatto. Però invece io sono reali, non ho mai fatto una sponsorizzazione, un po' perché per me è meglio avere una persona che è un seguace, che io li chiamo i misclerizzati, no? Da Sì, sì. miscler. Preferisco avere un misclerizzato fedele che mi segue per il piacere di seguirmi, perché gli do gioia, allegria, cerco di farlo sempre di una chiave molto autoironica, ironica, leggera, perché ognuno di noi ha i propri problemi nella vita, non ha bisogno di pesantezza e ha bisogno di leggerezza, per cui leggerezza legata appunto a un concetto di territorio. È sempre detto che preferisco averne uno buono piuttosto che 20 cattivi. Esatto, Questo ha fatto sì perdonami se ti chiudo il discorso, di avere un pubblico molto ben targetizzato e che realmente mi segue perché è interessato a scoprire quello che c'è sul territorio. Scusami. no, guarda, è che io sull'onda dell'entusiasmo di quello che mi stai dicendo, perché trovo etica in quello che dici, perché tanti dicono, ah, voglio più followers, dimenticando a volte che il follower è una persona Mhm. che magari può essere anche in un momento difficile, ma trova in te quel momento giocoso, simpatico, dove trova magari la notizia dove passare una notte, dove comprare un maglione morbidissimo, caldo. Quindi trova in te questo, no? Ed è una persona che c'è dietro alla parola follower. Tant'è che tu per tutte le persone che ti seguono, crei anche delle capsule collection molto carine, ho visto. Sì, creo delle capsule collection con gli artigiani, questo perché unisco quello che mi dicono che ho buon gusto, io parlo sempre per quello che mi dicono gli altri, no? Dicono che ho buon gusto, allora quando vedo qualche artigiano che fa delle cose meravigliose che io non sono capace manco a cucire un bottone, io proprio sono una disgrazia, la manualità non mi è stata data. Però con gli artigiani creo appunto queste piccole collezioni dove c'è il mio gusto, una mia idea legata alla loro tradizione, manualità, e si fanno queste piccole creazioni dove ovviamente io ne parlo a quelli che sono i miei follower, che poi insomma
Follower è sempre una parola che non mi piace, non riesco a trovare perché certi la chiamano la mia famiglia, che effettivamente in un certo qual modo sembra una amici. famiglia. Sì, e non lo so, follower no, non so perché non mi piace, come parola però si chiamano così e per cui si creano queste piccole capsule collection con loro oppure creo dei piccoli pacchetti con il Mi Manda Miss Claire, per cui collaborando sia con i ristoranti che con gli hotel, con delle situazioni dove si vivono delle esperienze, cioè non è fine a se stessa solo la notte, però vivi la notte e ti fa, solitamente vado a scoprire il territorio circostante per unire non solo la notte ma anche a un'esperienza di enogastronomia, a una camminata per chi ama la natura, a me piace tantissimo camminare, non sono una sportiva, sono più una mangiona, infatti quando mangiamo qua? Sì, adesso Nel subito. frattempo io subito Spalma, spalmo, spalma, perché sono spalma. qua anche con il suo vino e questo Lip Tower, Allora, tutti mi chiamano, mentre no? Miss Claire... Scusatemi, io mi dilungo nelle parole, ma qui siamo venuti per mangiare, mica per chiacchierare. Esatto, anche perché purtroppo il tempo è molto poco sempre per questa trasmissione. Allora, mentre lasciamo che Miss Claire degusti un pochino con tranquillità il suo Lip Tower, sì, metti la paprika, guarda che è affumicata, quindi organizzati. E, ecco, mi piace ricordare questo, l'importanza che hanno questi influencer. Noi abbiamo la fortuna di avere Miss Claire che ha un'esperienza lunga, ci sono anche influencer più recenti, più giovani, ma l'importanza che hanno è veramente tanta. È un misto fra giornalista, pubblicitario, ma lo fanno con passione, con le cose che proprio gli piacciono, quindi non sono dei testimonial super pagati per pubblicizzare un brand, che anche quello è un altro bel lavoro, ma lo fanno più per passione, quindi... Molto buono. Sì. Bellissima tovaglietta bianca e rossa, me l'hai messa in onore di Trieste con i No. colori della No. Triestina, della Labarda. Grazie, ho apprezzato molto. Molto buono. Credo che tu abbia fatto un Lip Tower, mi dà il sapore di un Lip Tower che è un mix. Ovvero ricorda per alcuni versi il Lip Tower che tu trovi a Vienna, proprio tipico, che però loro lo mescolano già con la paprika, non mettono sulla spolverata di paprika, ma infatti lo trovi arancione. Però lo trovi appunto con il cappero che hai messo, Sì, giusto? stai indovinando, eh? Però a Trieste invece non lo trovi sempre, forse lo trovi con un po' più di, come si chiama, gorgonzola, leggermente più Sì. gorgonzolato a Sì. Trieste, però brava, devo dire la verità, molto brava. Nonostante abiti in Friulandia. Nonostante tu sia della Friulandia, ti promuovo assolutamente a pieni voti. Se vuoi torno domani facciamo un'altra ricetta triestina. Perfetto. La prossima volta che ritorno le farò la iota. Guarda, uno dei miei piatti preferiti, buonissimi, Bene. buona, poi d'inverno proprio ti scalda il cuore. Ok, vediamo. Se Ricorda. facciamo ancora una stagione magari ti rinvito. Però adesso c'è anche il periodo dei piselli, per cui risi e bisi. Risi bisi, Per ci con sta? i bisi spaccai, però si può fare anche con i piselli secchi, no? Mi sembra. Sì, freschi, Ecco. secchi, certo. Vedi, io non cucino, però mangio, se Però vuoi vuole un po'. farmi cucinare. Sì. Ottimo. Con i tempi ci siamo. Ringraziamo Miss Claire che potete trovare sui social, Instagram, sul web e anche su Facebook come Miss Claire 2012 o sul web come Miss Claire. Grazie per essere stata con noi. Grazie mille per l'invito, grazie per avermi cucinato questa cosa, grazie mille Friulandia per l'ospitalità come sempre. Per me è sempre ormai come tornare un po' a casa, mi sento bene dalle vostre parti e vado subito, corro a Fagagna perché è la prima volta che vengo a Fagagna nella mia vita. Dalle colline moreniche del Friuli è tutto anche per oggi. Ci vediamo sabato, Maman e Tegnisi Conte.